Adesso stiamo sbrigando le pratiche per portare mio marito a casa. Non potrò essere presente al funerale di mio marito perché devo rimanere immobilizzata qui. Dal letto dell'ospedale francese, in cui dovrà rimanere a lungo prima di iniziare la riabilitazione, Simona Magagnin, moglie di Daniele Casagrande, il 48enne di Vittorio Veneto morto nell'incidente in moto sui Pirenei, ha postato un video indirizzato a parenti e amici per rassicurarli sulle sue condizioni e si commuove pensando che ai funerali del marito non potrà esserci. Le sue condizioni non le consentono per ora di spostarsi. Ho il bacino fratturato in vari punti e 3 vertebre della schiena spezzate, quindi per 6 settimane devo stare qui a riposo. Quindi niente casa, niente famiglia, niente attività. Devo stare ferma. E dopo ci sarà comunque una lunga convalescenza con tutta la riabilitazione. La coppia era in vacanza nel sud della Francia. Poco dopo la partenza da Arles, lo schianto contro un furgone è costato la vita a Daniele, titolare insieme al fratello di una nota carrozzeria a Vittorio Veneto. Simona cerca di essere forte per lei e per le 2 figlie, Gloria e Alice, e proprio Gloria l'ha raggiunta insieme agli zii in queste ore. Stare insieme ci farà bene. Grazie di tutti i pensieri, arrivano. Tutti i pensieri di luce, di guarigione arrivano. Non mi sento sola. Grazie.